abilitate alla gestione delle transazioni e la scrittura sul database tutti i miei componenti. Per cui, per poter creare il database ho bisogno di un oggetto in Hibernate, che è la configurazione. Io non la creo da nessuna parte, verrà creato automaticamente dall'infrastruttura e verrà iniettata all'interno della mia classe. In questo caso andiamo a creare direttamente un database da zero, con lo schema export, quindi ogni volta vi cancelliamo e creiamo tutto. Poi il nostro codice client chiederà al container risolvimi ai clienti service, che è stato registrato automaticamente per nome, e il nostro servizio andrà a chiamare 2 volte il metodo salva, passandogli 2 istanze, e andrà poi alla fine a fare una lista. Quindi in questo caso il nostro codice client non ha minimamente nozione del fatto che sotto ci sia in Hibernate. La nostra implementazione del servizio invece conosce il Hibernate esclusivamente tramite questa interfaccia. Quindi Castle inietta all'interno del nostro servizio le logiche di gestione della sessione. Quindi non è più un problema nostro di dire mi creo la sessione, non la creo, sta sul thread o sta da qualche altra parte. È completamente gestito. Tutto quello che devo fare io è dire session manager, mi serve una sessione, poi il session manager decide quando crearmela, apro una transazione, salvo e faccio la copia. Devo fare una lista, stessa cosa. Dico all'infrastruttura dammi una connessione su cui poter fare qualcosa, aprimi una transazione, eseguo le mie query verso il database e faccio la copia. Quindi cosa ci permette il Hibernate Facility? Configurazione esterna, ce n'è disponibile ai session manager,